ci potranno essere delle ripercussioni, adesso bisogna capire i numeri come sono distribuiti, quindi rispetto a quali settori, rispetto insomma a persone che oggi prestano la propria opera anche in settori e servizi essenziali, pensiamo a settori strategici. Da domani i lavoratori con più di 50 anni dovranno avere il Super Green Pass. Non basterà più il tampone, dunque per lavorare serviranno vaccino o guarigione. A non essere in regola con l'obbligo in Veneto sono ancora 160.000 cittadini, un numero che però, secondo l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, potrebbe anche cambiare. Continuano a esserci prenotazioni e somministrazioni giornaliere, oggi siamo attorno alle 25-30.000 somministrazioni al giorno con molte prime dosi, quindi io credo che anche quel numero sarà ridotto nei prossimi giorni. Ci auguriamo però insomma che l'impatto sia un impatto che non mette in discussione o non mette in pericolo insomma alcuni servizi essenziali. E ci sono già le prime previsioni delle associazioni di categoria APE e FIPE, dunque pubblici esercizi, parlano di un 25% di lavoratori over 50, percentuale che sale a 35 se si contano anche i titolari di attività e soci. Di questi, secondo la media veneta, il 10% non è vaccinato. Dunque da domani bar e ristoranti perderanno il 2,5% di forza lavoro. Tra gli artigiani la percentuale sale, un lavoratore su 3 ha più di 50 anni, numeri non esorbitanti ma che vanno a pesare ulteriormente su una condizione ormai cronica di carenza di personale qualificato, nota confermata anche da Unioncamere. Possibili disagi anche per il trasporto pubblico. MOM, azienda trevigiana, domani dovrà rinunciare a 53 corse. 18 sono gli autisti over 50 Novax, cui si aggiungono quelli dei privati e gli assenti per malattia. In tutto domani mancheranno all'appello 83 autisti. Verifiche e sanzioni sono in capo all'Agenzia delle Entrate. Queste persone saranno notiziate dall'Agenzia delle Entrate, potranno contattare le aziende sanitarie per dimostrare se hanno delle esenzioni. Le aziende sanitarie avranno 10 giorni per controllare la documentazione e poi quindi dare effettivamente risposta all'Agenzia delle Entrate che al momento, ricordiamolo, è l'ente attuatore di questa misura.